Pronto Michele Criscitiello? Su Pep. Michele, ma che combinati ieri sera? Ho visto, no, in verità non l'ho visto in diretta, ho visto sui social adesso questa polemica. No, a me non arriva, non so perché la mia televisione, non la vera propria sta televisione tua. Ma che canale è? Wow, 60! Mica a me 60, la Smart TV piglia proprio una presa di posizione. Dice Peppe, guarda, non me la sento di arrivare fino laggiù. 60 è un fossero, dice la del resto, perdono, è un crepascio. A 20 il mio telecomando si ribella, dice Peppe, pericoloso arrivare fino alla bascia. I torna a rete con sangue con l'asa. Vabbè, però hai tu la televisione, la telecantata proprio. Infatti ieri sera sembravi i proprietari di terra, no? Che tengono un muoio di terra con labbra sue di arance, con tu appena si avvicina qualcuno, e si sciapi, con fucile, il ribotto, diciamo, fui allo coi, labbra umi, e ti comportato proprio così, per arrivare a battere le mani, tutto che te, vabbè, però è una cosa tua, solo che io voglio dirti, tra me e te, è che hai fatto una cosa strana perché hai fatto un piacere a sto Manuel Parlato, perché lui viveva un dramma, non sapevo come ti doveva dire che se ne voleva andare, perché lui, tutti i parenti, gli amici da anni gli dicevano ma non stai facendo niente più, e disse, come no, io sono giornalista a Scott Italia, e tutti quanti facevano a credere. Come no che la televisione di dottor Criscitiello, e tu quando dici, ma si ti servono soldi in cielo che sei in difficoltà, perché canale 21 te l'ha cacciata? Ma quando mai sono io che sono andato a ascoltare? Gran voce, uno raggiunge un livello importante come il canale 21, poi se ne va sto fosse, sta terra, e quindi hai fatto tu un favore, vabbè. Lo so, molto sono poco venduto, ma come si fa? Hai fatto comunque che la figura... assai pure tu che... No! Vabbè, allora ci parli con il canale 21. Però chi la pigliano tutti i giornalisti importanti, come mamma fa? Vabbè, parli e ti faccio sapere, e ti do l'ok. Vabbè, oggi capito, vuoi affaticare con il canale 21. Te faccio sapere. Ciao,